che è quello di difendere l'aria, primo bisogno, perché dopo 10 minuti se no muoio, va bene, l'aria sana, di bere acqua sana, va bene, di avere un cibo decente, sano, perché anche lì se no dopo qualche giorno mi sa che crepiamo tutti quanti, e avere un minimo di energia sufficiente per il futuro, il che mi sa che sarà messo molto in dubbio se non cambiamo stili di vita, ecco, alla veloce. Ecco, questi sono i miei conflitti di interesse e vedrete che io, vivendo nella DOC del Prosecco, sono messi molto e molto in discussione, perché lì ci sono tonnellate di pesticidi che girano, tossici e nocivi. Quindi darò degli spunti e delle domande, mi sembra di avervene già date un pochettine, ma ce ne saranno anche molte altre nella presentazione. Quindi no ai grossi inceneritori, no ai piccoli inceneritori, sì al riciclo totale, sì al riciclo totale. Il futuro è recupero di materia, soprattutto nei processi industriali, che sono processi omogenei, che producono sempre le stesse cose, e quando si certificano, per esempio con l'EMAS, con l'ISO 14000 eccetera, vengono progettati in modo che anche gli scarti vengano riciclati. Non si può più pensare di prendere e buttare tutto insieme, incaricare la ditta lì che faccia i trattamenti e poi che i cittadini si debbano respirare e rischiare Tra l'altro, l'ultimo accenno, addirittura io ho fatto un convegno tempo fa a Venezia. Anche il CITEC, il Comitato Impianti di Tecnologia Complessa, sconsiglia di usare la pirolisi o i gassificatori per generici rifiuti, e voi nel vostro progetto, gli organizzatori mi hanno mandato 3 o 4 paginette alla veloce, perché abbiamo organizzato molto rapidamente questa serata, avete ben su 20 processi, macro processi di produzione di rifiuti che contiene il catalogo europeo dei rifiuti, voi ne avete 8 o 9 addirittura su 20, ma avete 22 sottoprocessi e avete ben 50 prodotti diversi dentro questi processi di produzione, va bene, di tutti i tipi, di cui 30 sono rifiuti speciali non pericolosi e 20 sono rifiuti speciali pericolosi, compresi 3 o 4 codici di rifiuti solidi urbani, ma c'è dentro il CDR, quindi tutti i rifiuti, tutti i prodotti plasticosi e selezionati dai rifiuti solidi urbani, ci sono dentro gli imballaggi, praticamente è un inceneritore standard in piccolo, che ha dentro praticamente tutta la varietà degli input che hanno gli inceneritori normali, che io conosco ormai da anni. Ecco. Volevamo distribuire questo volantino che mi è arrivato da qualche giorno dall'organizzazione dei medici, che parla di quanto male facciano le PM10, PM2,5, e noi lo sappiamo bene. A Castelfranco sappiamo già 60 sforamenti su 90 giorni, a Treviso all'incirca uguale. Perché adesso il problema è questo, che anche le macchine Euro 4, Euro 5, Euro 8 sono più pericolose di quelle che producono il fumo nero che si vede, perché quello era PM10, quelli che producono questi motori è PM2,5 e nanopolvere, quindi sono ancora più pericolose. Abbiamo quel fumetto bluastro piccolino che non si vede, il peso di quel nero, il nero al confronto non fa bene. Sì, perché i polmoni non intercettano perché i polmoni lo intercettano e lo espellono col catarro, quell'altro entra negli alveoli, entra nelle cellule, e questa è la grande differenza, e poi crea i blocchi.
molti infarti per esempio, vedremo dei dati e sono micidiali, quindi volevamo distribuirlo, magari lo distribuite in una delle prossime assemblee, io ve l'ho spedito. Questo è il libretto della mia casa. Io ho costruito una casa ecologica già dove ci abito, già 12-13 anni fa, con diversi accorgimenti, tra cui per esempio adesso mi viene in mente uno, quello dell'acqua piovana. Ecco, noi avremo molti meno problemi di acqua con questa siccità se i nostri carissimi istituzionali avessero obbligato tutti a costruire le vasche di acqua piovana, per esempio. E quindi anche questi discorsi qua bisogna anticiparli, fare politica proattiva, non bisogna aspettare la siccità. È questa l'intelligenza della politica. Ecco, io dedico questa presentazione, diciamo, quasi estemporanea al nostro grandissimo poeta Zanzotto, Andrea Zanzotto, che ha scritto questo saggio che, diciamo, è fitta, che ci addice a questa serata, in questo progresso scorsoio. Non so se vengo ingoiato o se ingoio, dobbiamo stare molto attenti. C'è un volano infernale che gira ed esaspera una certa idea di onnipotenza, una rivoluzione che invade i pensieri, che inquieta e alla quale bisogna opporre resistenza. Ben vengano i comitati con le idee chiare, con i bisogni fondamentali, con i valori, con la tutela della salute e della biodiversità. Chiarire i programmi su questi obiettivi, altrimenti non ce la facciamo. L'asfissia diventerà cronica fino alla morte. Quindi la missione del WWF, vedete, è su questa linea, quindi costruire un futuro e vivere in armonia con la natura. Il 2010 era dedicato alla biodiversità, il 2011 alle foreste. Ormai il mondo è molto attento a questi problemi, non i nostri. Ecco, il messaggio dell'ONU è altrettanto attento a questi problemi. Cosa dice? Ed è molto legato al discorso della difesa del territorio. Kofi Annan ha incaricato 1500 scienziati a stendere un documento che potete trovare in internet che si chiama Millennium Ecosystem Assessment, con 8 obiettivi, e dice questo chiaramente: vogliamo sopravvivere? Ebbene, dobbiamo pianificare le attività umane in funzione delle risorse rinnovabili utilizzabili localmente, non dobbiamo importare veleni, creare concentratori di inquinanti e far morire il territorio, come sta succedendo con la viticoltura intensiva. Importare migliaia di tonnellate di pesticidi tossici e far morire la biodiversità del territorio. Noi vogliamo l'agricoltura biologica e l'alternativa c'è, come qui, con il riciclo totale degli scarti. E se un processo ha costi esterni che sono superiori ai costi economici di produzione, si chiude, perché è la collettività che deve avere vantaggi anche di fronte a un'iniziativa economica. E questa è la nuova linea che dobbiamo fare. E poi vi dirò un'altra cosa: crescita, crescita, crescita. Sono dei pazzi quelli che parlano di crescita. Come fa? E poi Kenneth Boulding lo vedremo in un foglio. Come si fa in un mondo limitato a crescere all'infinito? È assurdo questo, va contro qualsiasi principio della termodinamica. Per cui bisogna cominciare a pensare di decrescere in modo intelligente e conquistarsi degli spazi che permettano di far vivere tutti con stili di vita alternativi e diversi. Questa è la strategia, scegliendo tecnologie, vedete, le più appropriate in tal senso. È il centro di riciclo di Vede Lago la tecnologia più appropriata, che cerca di riciclare i rifiuti urbani, riciclare totalmente. È Ponte delle Alpi l'alternativa istituzionale. Perché in tutta la provincia di Belluno non si applica il metodo di Ponte delle Alpi, che è un comune del bellunese, che è già al 95% di raccolta differenziata e che piglia il primo premio comune riciclone da anni di Lega Ambiente, il primo comune d'Italia? Perché gli istituzionali di Belluno non fanno quelle cose lì? Non copiano, non sono neanche capaci di copiare. Peso di tosatei a scuola deficienti. Quindi
Un altro principio di fondo è copiare i metodi migliori e migliorarli e personalizzarli, è la cosa più intelligente. Hanno lavorato gli altri a produrre una cosa, un metodo buono, attività, processi, tecniche, e basta girarsi, copiarli e adattarli e personalizzarli. Se c'è il consorzio Pliula che da 5-6 anni per 400.000 persone è già al 70%-80% di raccolta differenziata, ma perché quelli di fianco, quelli sopra, quelli sotto non fanno la stessa cosa? C'è da chiederselo. Ma meritano gli istituzionali di stare lì, mancando di queste capacità di copiare? Non lo so. Questo è il problema. Da nord a sud, guardate che abbiamo queste situazioni. Perché vuol dire che ci sono dei conflitti di interesse, dei vincoli. Per esempio, un inceneritore dura 30 anni. Una volta che è fatto, e qui parliamo anche di questo pirolitico, io li chiamo i pirolitici questi qua, vabbè, noi plasmatici, perché così non mi piace parlare. Allora, questi devono essere progettati per un'economia che ha una visione di 30 anni. Ma siete sicuri che fra 30 anni ci sono gli incentivi? Guardate che con questi tempi bui che ci sono, gli incentivi possono sparire da un giorno all'altro. Parlo quelli dell'energia elettrica, quelli dei 4 megawatt che pagano 3 volte i costi di produzione standard, no? 3 volte li pagano, con i CIP 6, con i certificati verdi, eccetera. Perché l'obiettivo poi è quello, non solo bruciare i rifiuti, ma anche guadagnare i soldi con l'energia elettrica che si produce. Questi qua sono gli obiettivi. Allora, io dico, siamo capaci di progettare? Chi garantisce che questi qua hanno rifiuti per 30 anni e non lasciano una cattedrale nel deserto dopo 5 anni, per esempio? Chi lo garantisce? Gli istituzionali che dopo 4 anni vanno via? No. Ecco allora il messaggio. Quindi, se la Terra è un sistema finito, i cicli devono essere chiusi, devono essere cicli che la natura da millenni ci ha insegnato. Il ciclo dell'acqua, il ciclo dell'azoto, il ciclo dei rifiuti, eccetera. La natura non produce rifiuti. La combustione ad alta temperatura è estranea ai cicli naturali, come dice sempre il professor Tamino, mio maestro. Va bene? Ecco, è estranea, cioè noi bruciamo tutto, siamo diventati dei piromani. Ci sembra che faccia la catarsi il fuoco. E invece no. C'è il primo e il secondo principio della termodinamica che dice: se beviamo tutto, se respiriamo tutto e se mangiamo tutto. Questo è il discorso. È degradato. Come dice Montanari, un sacchetto di plastica ve lo mettete in tasca e lo potete portare per una vita e non vi uccide, ma se voi lo bruciate e lo sniffate, cascate secchi o no? Vabbè, la differenza, no? Ecco, pensate sempre al sacchetto di plastica quando bruciate. Bene, ecco cosa diceva il Kenneth Boulding nel 1980, citatissimo: chiunque creda che la crescita esponenziale possa continuare per sempre in un mondo finito o è un pazzo o è un economista. Guardate dove ci hanno portato questi economisti. Guardate dove ci hanno portato questi economisti, che se non stampano 500 miliardi di euro ogni 6 mesi non si riesce più a stare in piedi. Vabbè, roba, Ecco, questi qua sono quelli che parlano di crescita tutto il giorno. Ma crescere per produrre cosa? E questa è la domanda che manca sempre. Dobbiamo cominciare a chiedere, istituzionali devono cominciare a dire: ma per produrre cosa? Che l'80% delle cose che produciamo non servono, sono pure merci stimolate dalla pubblicità. Questo è il problema. Allora la domanda da farsi sempre è: la fabbrica ha chiuso, ma cosa produceva quella fabbrica lì? Non la potremo convertire e produrre qualcosa di più furbo? E lì sta agli imprenditori, sta alla capacità istituzionale di incentivare, eccetera, come per il commercio. Il commercio dovrebbe cominciare, gli istituzionali dovrebbero cominciare a incentivare i negozi che aggiustano le cose,
perché se ci sono i negozi che aggiustano, chi produce le cose dice allora le devo fare in modo tale che si possano aggiustare e la gente me le compra di più, eccetera eccetera eccetera. Cioè bisogna